Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Lasciate il video per non perdere le principali notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre! Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport, ha dichiarato a Radio Marte: «Non capisco le polemiche sulla mancanza di gioco del Napoli. A volte è una questione soggettiva, ma il Napoli gioca esattamente come chiede Conte ed è su un percorso straordinario che lo porta in cima alla classifica. È vero che non c'è un Napoli che domina per 90 minuti, ma c'è una squadra capace di interpretare le tante fasi di una partita e le tante fasi di un campionato. Non possiamo che fare i complimenti al Napoli, a prescindere da come finirà la corsa allo scudetto. Credo che Conte voglia continuare a puntare su questo progetto anche in futuro. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e momenti di maggiore tensione. Naturalmente dovremo incontrarci con De Laurentiis per chiarire i rispettivi punti di vista e arrivare a una decisione concordata. Possiamo andare avanti insieme se entrambe le parti sono soddisfatte e hanno la stessa visione del futuro. L'importante è chiarire tutti gli aspetti e non lasciare le cose irrisolte. Il Napoli ha intenzione di migliorare la rosa acquistando giocatori importanti, ma di certo non acquisterà giocatori da 10 milioni all'anno. C'è anche il progetto per il nuovo centro sportivo, che sono sicuro verrà realizzato. Le basi del progetto Napoli sono solide, ma le intenzioni delle parti devono coincidere. Lascia un mi piace al video così YouTube potrai avvisarti dei prossimi video. Continua. Secondo quanto riportato dal Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe anche ridurre le sue richieste economiche, accontentandosi di una cifra inferiore a quella prevista nel contratto dell'attaccante nigeriano in occasione dell'ultimo rinnovo firmato in questa stagione. A una squadra interessata al nigeriano basterà versare la clausola rescissoria, fissata a 75 milioni solo per gli stranieri. C'è la Premier League con il Manchester United, che sta cercando di risparmiare offrendo un compenso tecnico. De Laurentiis sembra propenso a concedere lo sconto ai club mediorientali, che hanno le risorse per pagare anche cifre elevate senza rate. Chissà, forse i petrodollari arabi potrebbero tornare utili. De Laurentiis sarebbe pronto a concedere uno sconto all'Al Hilal, accettando una cifra intorno ai 65 milioni, a patto che l'assegno per Osimhen venga emesso a giugno e non dopo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!